ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura un incidente mortale avvenuto nella notte alla periferia di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il bilancio è di una vittima e 2 feriti. A perdere la vita un giovane di 20 anni, coinvolti altri 2 ragazzi, di cui una incinta. I 3 viaggiavano a bordo di un'auto che non si sarebbe fermata ad un posto di blocco della polizia tra le vie Salemi e della Pace. La fuga è terminata con lo schianto del mezzo contro un muro. I ragazzi sono rimasti incastrati nell'auto, uno di loro è morto sul colpo. La procura ha aperto un'inchiesta. E ancora sangue in Sicilia, ci spostiamo nell'Agrigentino, dove sempre nella notte si è verificato un altro incidente. Un tir carico di arance si è ribaltato lungo la strada statale 115 a Porto Empedocle dopo aver urtato un'auto parcheggiata sul ciglio della strada. Il camionista, un 50enne palermitano, è rimasto ferito e intrappolato nella cabina guida. Il grosso mezzo apparteneva a una ditta di trasporti di Palermo e trasportava arance di Ribera dirette nel Varese. Ancora nessuna notizia del 20enne Gianluca Giangrande, scomparso ieri mattina da una comunità di Massa Annunziata, una frazione di Mascalucia in provincia di Catania, all'interno della quale era ospite. Il giovane, originario di Val Guarnera in provincia di Enna, è affetto da disabilità mentale. Una notte lunga, una vita per il personale della struttura, familiari, amici e conoscenti del 20enne che si sono operati per ritrovarlo. Le ricerche sono iniziate sin dalle prime ore della scomparsa di ieri e sono proseguite fino a questa mattina alle 5:45. È in chiusura il Covid. Nella settimana dal 20 al 26 febbraio 2023 in Sicilia è stato registrato un netto decremento delle nuove infezioni. I nuovi casi positivi sono stati meno 11,76%, con un'incidenza di 29 casi ogni 100.000 abitanti. Le province con il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale sono state Trapani, Messina e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio sono risultate quelle degli over 90, tra gli 80 e gli 89 anni e tra i 70 e i 79 anni. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, ma più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 14. A più tardi.